Siamo col dottore Pietro Curella, oggi un importante convegno qui a Licata si sta svolgendo in maniera credo perfetta, si sta parlando di carcinoma alla donna con delle testimonianze. Sì, è un evento importantissimo che abbiamo voluto organizzare come Ordine dei Medici di Agrigento proprio a Licata e sappiamo che il carcinoma delle mammelle è una delle patologie più diffuse nelle donne, si stima un 53.000 donne l'anno vengono affette da questa patologia tumorale e circa 1 migliaio nella nostra provincia. Devo dire che ci sono tanti relatori e moderatori della nostra provincia di Agrigento che ci stanno aggiornando in maniera dettagliata e molto approfondita. Importante sarà capire il ruolo della Breast Unit, è uno dei messaggi più importanti che vogliamo dare in questo congresso, in quanto sappiamo che la Breast Unit è un'equipe pluridisciplinare formata da numerosi professionisti come il chirurgo, l'oncologo, il radiologo, lo psicologo, l'anestesista, e la vogliamo fare conoscere e diffondere in tutta la provincia di Agrigento, soprattutto con l'aiuto dei medici di famiglia dell'Interland, perché sono i primi professionisti che sono in stretto contatto con la paziente affetta da patologia tumorale. Al convegno sul carcinoma alla mammella, un'interessante iniziativa dell'Ordine dei Medici qui a Licata. Sì, è un orgoglio, dico, essere qui a rappresentare l'Ordine dei Medici per un importante evento organizzato dallo stesso Ordine per merito di Pietro Curella, che tanto fattivamente si è impegnato per la realizzazione di questo congresso. Si parla di prevenzione delle malattie tumorali e dopo che la settimana scorsa ci siamo interessati della prevenzione del tumore del colon retto, oggi si è parlato della prevenzione del tumore della mammella, una malattia che incide pesantemente sul nostro contesto sociale, è una patologia che ogni anno conta circa 53.000 casi, 53.000 nuovi casi e che quindi necessita dell'attenzione massima da parte delle istituzioni sanitarie preposte a questo argomento. Cosa può fare la classe medica per appunto diminuire questo brutto fenomeno? Ma guardi, la classe medica rispetto agli anni precedenti ha fatto notevoli passi avanti con la diagnostica e i trattamenti. Passiamo da interventi demolitivi di mastectomia totale a interventi di chirurgia mini-invasiva con conservazione di quello che è l'aspetto non solo estetico ma il valore funzionale della mammella nella donna. Certamente c'è da fare di più cercando di istituire le breast unity, che sono delle unità in cui la paziente viene accompagnata alla diagnosi, al trattamento completo della malattia, possibilmente non spostandosi dal luogo in cui vive, dove trova il conforto familiare e della location a lei tanto cara, perché pensare ancora oggi ai viaggi della speranza per avere i trattamenti che qui si potrebbero avere grazie anche alle capacità professionali che ci sono ma che non si riescono a concentrare in punti in cui l'assistenza possa essere completa dal lato psicologico al lato organico della malattia è veramente socialmente deprecabile.